La festa quest'anno inizia così, con i fuochi d'artificio. Buonasera a tutti, buonasera, bentrovati. Buonasera a tutti e bentrovati per questo appuntamento con la festa del ballo popolare. Ballus si intitola questo incontro di danze internazionali. È un'occasione, un elemento di connessione, il ballo, per incontrare i popoli del mondo che attraverso la danza popolare, la festa, si incontrano nella cultura e nella tradizione. Adesso io, come vuole la tradizione di questa festa, inizierò con la cerimonia di apertura, una cerimonia ufficiale con tanto di bandiere per tutti i gruppi che rappresentano in qualche modo la loro nazione. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo appuntamento, che inizia con i gruppi folcloristici, quindi con le rappresentanze ufficiali, e non potevamo certamente, visto che siamo qui a Uta, partire da questo piccolo centro del Campidano, fare il giro del mondo per poi ritornare proprio qui. E quindi ufficialmente con il nostro inno de Subatrottu Sardu a Sosfeodatario invitiamo in rappresentanza dell'isola intera Uta, la Proloco. Chisino provvidemia, l'orrate da qui interna, l'orrate da qui interna. L'orrate da qui interna, declarate già sa guerra, contrade sempre potenza. Ed eccoli, l'Ungheria, altra rappresentanza internazionale. Inno nazionale, applauso per l'Ungheria. Adesso i nostri cugini transalpini e quindi la Francia, eccoli. Dopo la Francia è il turno della Slovenia, eccola qua. Bolotana, Sardegna, Italia. Albania, eccoli qua. La grande Germania, eccoli qua. Una patria dei suoni, abbiamo chiesto con questo strumento di suonare direttamente il loro inno nazionale. Applausi di benvenuto alla Scozia. Oh, bello questo quadro, è una
bella occasione con le bandiere, con l'abbigliamento tradizionale. Abbiamo completato questo quadro che è solo un'anticipazione, il biglietto da visita di quello che sarà il grande spettacolo di balli. Ballus è il titolo che ha scelto la Proloco, ma io ho detto la Proloco, che ha organizzato questa grande associazione